Il presidente della regione Schifani convoca un vertice a Palermo sull'emergenza idrica e la siccità nell'isola. La DC minaccia una mozione di sfiducia al sindaco Miccichese e l'amministrazione comunale non rivede i criteri per l'assegnazione dei parcheggi della città a una ditta privata. Si è insediato oggi in questura il commissario capo della Polizia di Stato e portavoce Maria Lucia Lombardo. Sull'emendamento che moltiplica le poltrone si potrebbe giocare la tenuta del governo Schifani, secondo 5 Stelle. Accordi tra il Comune di Licata e gli operatori del mercato per migliorare i servizi al pubblico. Venerdì prossimo al Circolo Empedocleo un interessante convegno su De Gasperi Andreotti. Goal collation della giornata del campionato di Serie D Girone I, focus sui campionati di prima e seconda categoria. Buongiorno ai nostri telespettatori con il nuovo appuntamento di oggi, 1° ottobre, martedì, di TV Notizie. Siccità, vertice a Palermo presieduto dal presidente della regione Schifani. Sentiamo la collega Margherita Trupiano. Risolvere non solo le attuali emergenze, ma realizzare anche opere che nel futuro possano evitare ulteriori situazioni di criticità. Con questo obiettivo il presidente della regione Schifani ha convocato e presieduto un vertice a Palermo proprio sul tema della siccità, alla quale hanno partecipato gli assessori regionali all'energia e all'agricoltura e i dirigenti generali dei dipartimenti interessati. Ho voluto fare il punto, dice, con tutti gli uffici coinvolti per conoscere l'attuale situazione degli invasi e lo stato di attuazione degli interventi finanziati e da finanziare, oltre alla ricerca di nuovi pozzi in tutta la Sicilia, stimolando i sindaci a farlo e all'uso di autobotti dove servono, ma dobbiamo evitare che l'acqua si disperda, oltre ovviamente ai grandi interventi strutturali la cui attuazione è nel medio e lungo periodo. L'attuale previsione meteorologica ci dice che nel mese di ottobre non ci saranno molte piogge, per cui dobbiamo accelerare, dice, sugli interventi immediati per mitigare il più possibile gli effetti della carenza di acqua negli invasi. Nel corso del vertice è emerso che attualmente negli invasi siciliani ci sono circa 60 milioni di metri cubi d'acqua disponibili rispetto ai 300 milioni dello stesso periodo dello scorso anno. Per poter utilizzare anche i cosiddetti volumi morti, visto l'aggravarsi della situazione e quindi consentire un'autonomia idrica fino al prossimo mese di febbraio, la Regione, tramite l'autorità di bacino, ha già chiesto ai gestori di ambito e di sovrambito di adeguare i sistemi di prelievo attraverso l'ausilio di piattaforme galleggianti per consentire un ottimale utilizzo delle risorse idriche residue. I gestori degli invasi invece sono stati già invitati da tempo a valutare l'attivazione del monitoraggio e del trasferimento della fauna ittica. E il gruppo consiliare della Democrazia Cristiana al comune di Agrigento afferma: dopo la Villa del Sole ecco la svendita dei parcheggi, pronta una mozione di sfiducia al sindaco Miccichè. Il gruppo consiliare della Democrazia Cristiana di Agrigento, dopo la Villa del Sole, la svendita dei parcheggi. Con la Villa del Sole hanno ucciso uno dei pochi spazi verdi della città. Adesso invece si prendono in giro in maniera spudorata, regalando ancora una volta la città ai privati, oggetto di una vera e propria lottizzazione. Chiariamo che con l'approvazione del bilancio e del piano triennale delle opere pubbliche hanno già deciso di svendere i parcheggi a un privato. Noi, con il favore di altri colleghi anche di maggioranza, vogliamo rendere questa svendita un progetto di finanza almeno apprezzabile, ma niente, per la seconda volta salta il tavolo tecnico per apportare migliorie al progetto. In altre parole, hanno già deciso, non ascoltano né la città, né i consiglieri, né nessuno. Dritti come un treno verso la distruzione della città. A questo punto proveremo a fermare il declino anche con una mozione di sfiducia. Non si può lasciare la città nell'anno della capitale della cultura a un sindaco che ha dimostrato e sta dimostrando la sua totale incapacità. Presentata stamani in questura alla presenza del questore Palumbo il commissario capo della Polizia di Stato Maria Lucia Lombardo, che è anche capo di gabinetto e portavoce.
Vorrei essere pronta a questa nuova sfida? Sono pronta, è proprio una sfida in considerazione di quello che aspetta la città di Agrigento nei prossimi mesi e sono pronta ad affrontarla e ringrazio il Questore per questa scommessa che ha intrapreso con la mia scelta. Sarà un anno particolare per Agrigento Capitale, la cultura numero 25, il capo di gabinetto gestirà anche queste situazioni. Senz'altro è un'occasione importante per la città di Agrigento e anche per la Questura di Agrigento per dimostrare il valore dell'attività della polizia. Lascia Palma per un incarico più prestigioso. Questo senz'altro, però lascia a Palma anche un pezzo del mio cuore perché l'affetto che mi hanno dimostrato quasi non me l'aspettavo, mi ha sorpreso e quindi lo porterò con me. È stata un'esperienza non solo professionale ma anche umana. Con quali obiettivi gestirà il suo nuovo incarico? E gli obiettivi sono quelli che si dimostreranno giorno dopo giorno. Io sono certa di impiegare tutte quelle che sono le mie energie e la mia grinta nel raggiungimento degli obiettivi che si prospetteranno, di certo molto elevati. Il fratello del piccolo Di Matteo sulla presentazione del libro di Brusca, nessuno a ribalta a questa gente, il servizio di Trupiano. Non bisogna dare più visibilità agli uomini di Cosa Nostra che hanno martoriato il territorio bloccando lo sviluppo e portando dolore e morte. Lo dice all'ANSA Nicola Di Matteo, fratello del piccolo Giuseppe, strangolato e sciolto nell'acido nel 1993 per volontà di Brusca, Messina Denaro e Bagarella a proposito della presentazione del libro di Giovanni Brusca. Fu un rapimento per fare ritrattare il padre, Santino Di Matteo, che aveva iniziato a collaborare con la giustizia. Queste manifestazioni come la presentazione del libro di Giovanni Brusca, afferma, servono solo a riaprire ferite dolorose in quanti hanno perso i propri cari e su questi personaggi, aggiunge il fratello del piccolo Di Matteo, deve calare l'oblio, il silenzio. Non devono avere più alcuna possibilità di poter parlare. Brusca non si è mai mostrato veramente pentito per tutto il male compiuto in quegli anni. Dare a lui una ribalta, conclude, è solo un grave errore che porta in noi che abbiamo sofferto solo altro dolore. Spaccio e narcotraffico, 9 arresti nel Messinese, droga nascosta nei passi del carcere di Barcellona, oltre 60 gli agenti impiegati, il servizio da Messina. Fin dalle prime ore dell'alba di oggi, 1 ottobre, oltre 60 agenti della Polizia di Stato sono impegnati nell'esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla GIP del Tribunale di Messina, su conforme richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Messina, a carico di 9 soggetti. Si procede per i reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, nonché per associazione criminale dedita al narcotraffico. La vendita al dettaglio della sostanza stupefacente avveniva anche all'interno della casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, ove veniva fatta entrare illecitamente, occultandone gli involucri all'interno di pietanze consegnate ad un detenuto che costituiva il vertice dell'associazione. Quanto sopra ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca costituzionalmente garantito e nel rispetto dei diritti degli indagati che, in considerazione dell'attuale fase delle indagini preliminari, sono da presumere innocenti fino alla sentenza irrevocabile che ne accerti le responsabilità. Per i 5 Stelle sull'emendamento moltiplica poltrone potrebbe giocarsi la tenuta della maggioranza del presidente Schifani e oggi il provvedimento torna in aula per la votazione. Ce ne parla la collega Margherita Trupiano. L'emendamento finalizzato a creare nuove poltrone con nuovi assessori per i comuni e la figura del deputato supplente tornerà nel pomeriggio in aula con l'obiettivo preciso di dimostrare falle nella maggioranza. È questa l'idea del pentastellato Nuccio Di Paola. Inizialmente parte integrante del disegno di legge, l'emendamento era stato stralciato su richiesta del presidente della regione Renato Schifani, contrario all'aumento delle poltrone negli enti locali. Adesso la sua reintroduzione ha acceso il dibattito politico con l'opposizione che accusa la maggioranza di incoerenza. Nuccio Di Paola, leader del Movimento 5 Stelle in Sicilia, ha ripresentato l'emendamento, dunque chiedendo il voto segreto, al fine di evidenziare le divisioni interne nella maggioranza e dimostrare se il Presidente gode effettivamente della fiducia del suo schieramento. La norma
è vista di buon occhio dal centro-destra, che è favorevole alla crescita del numero degli assessori, ma il voto segreto potrebbe rivelare fratture all'interno della maggioranza, con alcuni esponenti di Forza Italia potenzialmente tentati di votare contro la linea di governo. Vedremo. Un accordo tra il Comune di Licata e gli operatori del mercato per migliorare i servizi. Ce ne parla il collega Augusto da Licata. Sì, del nuovo, cioè tutti noi operatori del vecchio mercato ortofrutticolo cerchiamo al più presto possibile di passare al nuovo mercato. Ci saranno dei piccoli lavori da fare e allora cerchiamo al più presto possibile di aprire il nuovo mercato. Ma oggi siamo veramente contenti che i nostri imprenditori stanno assumendo una grande responsabilità di crescita e di messaggio alla città, che può significare che veramente, se i licatesi riusciamo a lavorare insieme, non abbiamo limiti non raggiungibili e superabili. Quindi io sono veramente felice che i nostri imprenditori del settore abbiano fatto questo passo, perché consegnare al Consorzio per la gestione del nuovo mercato ortofrutticolo di Licata questo gioiellino, che è uno strumento di crescita, ci fa ben sperare. Siamo tutta l'amministrazione ben felice che questo avvenga ed è un messaggio importante per tutta la città. E si terrà venerdì 4 ottobre alle ore 17 presso la sala del Circolo Empedocleo un convegno dal tema Alcide De Gasperi e Giulio Andreotti, due facce della stessa Repubblica. Tra i relatori il magistrato Salvatore Cardinale, l'avvocato Enrico Quattrocchi, il giornalista Salvatore Fucà. Tra gli organizzatori l'associazione Storia Patria di Agrigento. Novità sui termovalorizzatori in Sicilia. La loro costruzione passerà attraverso delle gabbie pubbliche, secondo quanto stabilito nell'emendamento omnibus del governo. I colleghi di Trapani. Via libera dal Senato ai poteri speciali per i termovalorizzatori in Sicilia, un percorso già annunciato e fortemente voluto, sul quale nei giorni scorsi si è anche espresso il ministro dell'Ambiente in Sicilia. Il presidente della regione Renato Schifani vede così ampliati i suoi poteri di commissario straordinario per la gestione dei rifiuti, con il preciso scopo di accelerare la realizzazione degli impianti. Un emendamento al decreto legge omnibus approvato al Senato estende così le sue prerogative fino alla fase di appalto per la realizzazione dei 2 termovalorizzatori e altri impianti per l'emergenza rifiuti e idrica, finanziati con PNRR e PNC. Questo allinea i poteri di Schifani a quelli del sindaco di Roma Roberto Gualtieri nella gestione dell'emergenza rifiuti in capitale. In precedenza i poteri di Schifani si limitavano infatti alla progettazione e all'approvazione del piano rifiuti. Nonostante l'ampliamento dei poteri, però, la costruzione dei 2 termovalorizzatori previsti in Sicilia, con un costo stimato di 800 milioni di euro, richiederà delle gare pubbliche. L'emendamento prevede la possibilità di derogare ad alcune norme del codice degli appalti, ma la normativa europea impone procedure ad evidenza pubblica per gli appalti che superano una determinata soglia, che nel caso dei termovalorizzatori siciliani viene superata. Si prevede quindi una procedura più snella rispetto alla gara tradizionale, ma non un'assegnazione fiduciaria. C'è già un piano condiviso fra Regione e Ministero, al quale mancano passaggi formali per iniziare dall'assenza fino ad oggi di un più generico piano rifiuti, che deve prevedere tutto ciò che intorno ai termovalorizzatori si muove e giustificare la loro realizzazione. Dopo il passaggio in commissione, che si esaurirà nei prossimi giorni e che comunque non è vincolante, solo il parere del CGA potrebbe arrestare l'iter, che viene però considerato blindato e che darà così il via libera alla realizzazione dei 2 impianti di Palermo, Bellolampo e Catania, area industriale. E la regione ha già pronto il suo cronoprogramma. Il piano rifiuti vedrà la luce entro la fine del 2024 ed esattamente nel mese di novembre prossimo. Da allora si potranno lanciare le procedure per i termovalorizzatori. Per realizzarli servono 2 anni di lavoro dopo il completamento della fase di gara. Almeno il primo, il più piccolo, potrà essere realizzato entro la legislatura. Nel 2026 si potrà avere insomma il cantiere aperto.
Per il 6º anno al via le iscrizioni alla Scuola di Studi Superiori per mediatori linguistici, tante le novità. Le interviste agli organizzatori. Siamo orgogliosi di essere giunti al 6º anno e di avere in questo percorso formato più di 100 figure professionali di mediatori linguistici e culturali, mediatori linguistici che sono stati iscritti all'albo regionale della mediazione. Questo ha permesso ai nostri ragazzi, dopo aver fatto questo corso di studi, tra l'altro che è un corso, lo voglio ripetere, professionalizzante, cioè già con la laurea di primo livello loro possono operare come professionisti della mediazione linguistica, quindi avere incarichi o anche contratti con la pubblica amministrazione. L'unico vincolo ovviamente è l'iscrizione all'albo regionale. Noi abbiamo una percentuale di occupazione o di occupabilità del 90% degli studenti che hanno finito il corso e questo, insomma, l'efficacia di questo percorso è proprio misurabile nel fatto che comunque è facilmente spendibile nel mondo del lavoro. Questo è un elemento in più. Oltre alla conoscenza delle lingue, noi facciamo 4 lingue diverse, inglese, francese, spagnolo e ovviamente con 500 ore più i tirocini formativi e gli stage anche all'estero di arabo, e questo permette a questi ragazzi di avere una conoscenza veramente reale, quindi immediatamente spendibile nell'attività lavorativa, di quello che è una lingua che, così come l'inglese, è adesso la lingua della finanza, la lingua molto utilizzata anche nelle aree commerciali internazionali. Quest'anno abbiamo delle rilevanti novità nel corso. La prima di queste novità è quella che abbiamo stipulato un accordo, un protocollo con la Questura, e quindi avremo nel corso diverse persone, diversi agenti che sono interessati a conseguire questo titolo di laurea e che sono interessati naturalmente ad affinare la propria preparazione professionale. La nostra mission è quella di preparare quadri che servono per accogliere gli emigranti e per veicolarli in una fase successiva alla prima accoglienza. Noi prepariamo professionalità essenzialmente per l'integrazione sociale, economica e politica dei migranti. Da quest'anno avremo anche una novità fondamentale, che è quella dell'Erasmus. Daremo la possibilità ai nostri studenti di frequentare corsi e di fare esami curricolari presso altri paesi europei con cui abbiamo stipulato la convenzione. Questo corso rappresenta una grande opportunità non solo per gli italiani che hanno voglia di imparare l'arabo e di fare i mediatori culturali, ma soprattutto per le seconde generazioni dei figli di immigrati che hanno un diploma di scuola media superiore e che conoscono già l'arabo. Noi abbiamo delle richieste continue da parte di persone che chiedono queste professionalità che sono richiestissime nel mercato del lavoro. Al Cucus Fest di San Vito Lo Capo quest'anno vince il Marocco. L'approfondimento dei colleghi di Trapani. Noi siamo pronti a conoscere allora il vincitore del campionato del mondo di couscous 2024. Guardiamo la grafica, un po' di suspense, bravi. Vai Miriam! Oh! Medici Senza Frontiere con 8,25, il Marocco con 9,55 e la Cina con 9,22, campioni del mondo di couscous qui a San Vito Lo Capo, il Marocco! Complimenti a tutti!
Il Marocco è il paese vincitore del Bia Couscous World, il campionato del mondo di couscous, l'evento centrale del Couscous Fest che ha messo a confronto a San Vito Lo Capo chef di 10 paesi: Cina, Eritrea, Israele, Italia, Marocco, Medici Senza Frontiere, Palestina, Russia, Tunisia e Ucraina, all'insegna chiaramente dello scambio tra culture nell'ambito del festival prodotto dall'agenzia Feedback dal comune sanvitese. La coppia di chef Shaoui Ané, chef imprenditrice, che ha aperto a Milano la Medina, un bistrò specializzato in cucina e pasticceria marocchina, e Mourad Dakir, chef e titolare di Maison Touareg, il primo ristorante marocchino a Milano, si è imposta sul team cinese, quello di Medici Senza Frontiere, arrivati comunque in finale. Il team del Marocco ha conquistato il palato della giuria tecnica guidata dall'imprenditore Oscar Farinetti con un couscous tradizionale marocchino, un ricordo delle montagne dell'Alto Atlante. La nostra ricetta è più di un semplice piatto, hanno detto Shaoui Ané e Mourad Dakir, è un simbolo di famiglia, tradizione, gratitudine. Gli chef sono stati premiati dal sindaco di San Vito Lo Capo, Francesco La Sala, e da Francesco Formisano, CEO di Bia Couscous, nell'ambito di un grande show sul palco e spiaggia che si è aperto con una sfilata di moda organizzata da Luca Lobosco. 30 giovani studenti del corso di fashion design dell'Accademia delle Belle Arti di Palermo, guidati da Sergio Daricello, docente del corso di design dell'Accademia, hanno proposto altrettante creazioni ispirate ai paesi in gara, che hanno poi sfilato con la colonna sonora del DJ set di Miriam Casa. La serata è proseguita con gli interventi di Angelo Bulgarello, assessore al turismo del comune di San Vito Lo Capo, e di Marcello Orlando, CEO di Feedback. Alla squadra marocchina è andato anche il premio speciale Amadori per la valorizzazione del prodotto carne, consegnato dal presidente Flavio Amadori, e il premio Tegamino d'Oro Agnelli. 2 i premi speciali andati invece al team italiano composto da Antonino Ingargiola, originario di Mazzara del Vallo e chef del Risto Pub Big Buck di San Vito Lo Capo, e Andrea Pellegrino, chef pasticcere del bar Oasi di Castelvetrano, con la ricetta dal titolo Il ricordo, che si ispira ai ricordi della tradizione e della cultura siciliana. Il premio Unicredit per la ricetta più sostenibile consegnato da Vincenzo Evola, responsabile rapporti con il territorio Sicilia Unicredit, e il premio per la ricetta più originale promosso da Conad, consegnato sul palco da Mauro Lusetti, presidente nazionale di Conad. La squadra di Medici Senza Frontiere, charity partner del festival, capitanata da Cesare Battisti, chef e oste del ristorante Ratanà a Milano, è composta dal suo sous chef Davide Puliti e dallo chef senegalese Baye Bo, ha conquistato il premio Electrolux per l'innovazione tecnologica nella cottura, consegnato da Giuseppe Pappalardo, chef dell'Electrolux Academy. La migliore presentazione del piatto, Food Network, secondo la giuria, è stata quella degli chef della Cina, Julia Liu, fondatrice e proprietaria di Gong Oriental Attitude, un ristorante di alta cucina cinese a Milano, e Zuo Kubing, maestro nella cucina tradizionale cinese, premiati sul palco da Chiara Maci, volto noto di Food Network. La serata, presentata dai conduttori Rai Federico 40 e Valentina Caruso, si è poi chiusa con il concerto e spiaggia di Big Mama, in migliaia ad ascoltare la cantante nota per i suoi testi schietti e potenti, che affrontano temi come discriminazioni e omofobia. Il festival poi è proseguito ieri, domenica 29 settembre, con cooking show, incontri, chiudendosi in serata alle ore 21 con lo spettacolo di musica e cabaret a cura di Leonardo Fiaschi. Grande successo per l'omaggio a Franco Battiato alla Villa Bellini a Catania, ai colleghi di Catania. Ma come scusare le iene degli stadi e quelle dei giornali?
Arisia, Chiara Gagliaccio, Raffaele Gualazzi e Colapesce Di Martino sono stati loro ad omaggiare il maestro Franco Battiato alla Villa Bellini di Catania per il concerto tributo che ha visto il tutto esaurito. Grande musica dal vivo con le voci incredibili di giovani artisti protagonisti della musica italiana che sono stati diretti sul palco dal maestro Daniele Zappala. Cambierà, non cambierà. Sì che cambierà. La serata è stata promossa dall'assessorato Sport, Turismo e Spettacolo della Regione Siciliana. Il viaggio musicale attraverso la musica del maestro Battiato, un'occasione per i protagonisti della serata che hanno ricordato i momenti da loro vissuti con il più grande artista siciliano di tutti i tempi. Memorabili successi come Cucurucucù per Elisa, Radio Varsavia, Un'estate al mare, Bandiera bianca, Centro di gravità permanente e naturalmente La cura. Tutto intorno alla stanza, mentre si danza, danza. E gira tutto intorno alla stanza, mentre si danza, danza. Il punto è quello di una nuova serie di sfide che si aprono in un tempo difficile. Il no profit che si trova a dover gestire concessioni demaniali con intenti molto diversi da quelli commerciali e balneari. Le proroghe che ci hanno dato non danno in questo momento la possibilità di differenziarci fra profit e no profit, cosa che invece era prevista dalla direttiva Bolkestein. Sono tutte le strutture della Lega Navale Siciliana qui a Castellammare del Golfo, è una riunione propedeutica all'Assemblea Generale dei Soci che quest'anno sarà nelle Marche a metà ottobre. È importante vedersi, parlare delle problematiche anche legislative, delle prossime sfide di tutte le strutture della Lega Navale Italiana, sempre forti della nostra tradizione di oltre 127 anni di storia. La Lega Navale Siciliana, che che essere stata divisa con due delegate diverse, rimane comunque una forza unica e solidale. Discutere su quelle che sono le problematiche in atto e vedere verso orizzonti nuovi per una Lega che ha un passo diverso. Abbiamo diverse cose da risolvere, molte sono state risolte, tanti altri problemi davanti a noi e con la forza e l'unione delle sezioni sicuramente riusciremo a portare questa grande imbarcazione in porto. È un punto di orgoglio per la sezione di Castellammare ospitare circa 22 le sezioni presenti con i rispettivi delegati per trattare le materie che riguardano la nostra organizzazione, e sono tante. Abbiamo un po' di respiro per quello che saranno gli anni a venire per le concessioni demaniali. È una grande sfida anche interna per dimostrare che le attività della Lega Navale Italiana possano realmente proporsi in un paese moderno come presenza del cittadino molto consapevole nel mare e negli sport del mare. Abbiamo problematiche inerenti anche all'attività, la collaborazione con i comuni, con la regione, con le province. Siamo dei volontari, noi ci mettiamo a disposizione della collettività, diffondiamo il nostro amore per il mare, per gli sport acquatici, per una condivisione dei valori. Abbiamo davanti a noi il tema legato alle concessioni demaniali e quindi all'applicazione della Bolkestein, dove il governo nazionale sta prendendo delle decisioni estremamente importanti che ci coinvolgono e quindi siamo in attesa di un punto di soluzione. Altre tematiche che sono legate all'attività di formazione per l'abilitazione al comando dell'imbarcazione sono state recentemente risolte. Il momento è positivo e vediamo il futuro con un atteggiamento sicuramente ottimista. È un momento di ospitalità in cui la sezione si mostra le sue capacità organizzative, le sue bellezze anche del paesaggio. Nel 2024 quali criticità avete riscontrato maggiormente? Le proroghe delle concessioni demaniali che appunto
estremamente critico, una difficoltà generale di rilancio dopo il periodo Covid di tutte le attività. La Lega Navale per esempio di Castellammare è una delle nostre strutture come fiore all'occhiello, dove si fanno tante attività. Vogliamo dare il nostro riconoscimento a una struttura che ha fatto davvero tanto. Cosa auspica venga fuori? Le strutture siciliane sono sempre state molto unite e hanno risolto le problematiche insieme. Un esempio di come l'unione fa la forza. C'è tanto da programmare per i mesi che verranno e ci aspettiamo che qui ci siano delle idee proprio per fare le cose insieme, perché insieme si fanno meglio. È un momento anche di richiamo turistico per il territorio. Queste persone che vengono da tutte le parti della Sicilia conoscono anche il nostro territorio, si fermano qui, possono apprezzarne le bellezze. Ho chiesto perché magari a volte una Lega Navale è più prolifica rispetto a un'altra. Quando c'è una dirigenza avveduta, una dirigenza che capisce bene che il ruolo della Lega Navale è ben altro rispetto a quello di un semplice circolo sportivo, quelle sezioni vanno avanti. La sezione di Castellammare è una grande e bella sezione diretta da un gran direttivo dal suo presidente Beppe Stabile, punta ad essere veramente trainante per le altre vicine, possiamo solo parlare bene di Castellammare. Linea da regia per la pubblicità. Al via la Expo Arte a Messina, i colleghi di Messina. Expo Arte 2024 Messina, un grande contenitore di arte e di cultura che investe i luoghi della nostra città. Sì, un grande contenitore nato dall'idea di creare, di dare a Messina la sua prima Biennale d'Arte. Biennale d'Arte si farà nel 2025, come già più volte ripetuto. Expo Arte Messina 2024 si svolgerà in più di 27 luoghi della città di Messina, più la città di Reggio Calabria che ha aderito dando a disposizione il Castello Aragonese, cioè 28 luoghi, 250 artisti totali fra pittori, scultori, fotografi, grandi maestri della Sicilia e di Messina. Tutto questo perché noi crediamo che sia giusto, che sia arrivato il momento che Messina riscopre la sua identità. Questa Biennale, la Biennale d'Arte dell'organizzazione che organizza, cioè questa Biennale di Messina, vorrà essere un punto di riferimento per tutto il meridione. Noi ci crediamo, abbiamo fatto un investimento proprio personale, di fondi personali di tutta l'associazione, per dare finalmente a Messina questa grande opportunità, e hanno risposto, come vedete, decine di istituzioni e più di 50 associazioni o enti partecipanti, perciò questo vuol dire che Messina ha fame di questo. Una serie di eventi abbastanza interessanti e oltre questo c'è modo di vedere molto arte, cultura, scultura e insomma varie cose che piano piano scopriremo insieme. Avete scelto diversi luoghi della città. Esattamente, anche per riempire un po' Messina di cultura, di eventi diversi da quelli che solitamente si presentano, quindi di dare una nuova visione di cultura e insomma altre cose molto interessanti. Momenti di tensione e paura ieri pomeriggio a Catania, dove un vasto incendio di sterpaglie, canneto e alberi ha impegnato i vigili del fuoco del comando provinciale di Catania. L'incendio si è sviluppato a ridosso del cimitero di Catania, nella zona Librino Fossa della Creta. Come possiamo vedere dalle immagini che ci sono state gentilmente fornite da Giuseppe Mirabella, la situazione è apparsa subito molto grave. Sul posto ha operato una squadra della centrale, la squadra dei distaccamenti di Acireale e Paternò, diverse autobotti anche della forestale e della protezione civile comunale, oltre all'elicottero VF Drago 148 che ha effettuato diversi lanci di acqua. E ancora sono intervenute 2 ambulanze del 118 e le squadre sono state impegnate su più fronti, sia in via Zaccà e in via Madonna del Divino Amore. Come dicevamo, minacciato il cimitero di Catania, tanta paura tra i residenti e traffico in tilt, chiuse le strade in prossimità
prossimità del rogo le fiamme hanno lambito, pare, anche una stazione di servizio. Secondo quanto si è appreso dalla Protezione Civile Comunale, però, non risultano famiglie del rione evacuate e stamani la situazione è tornata alla normalità. Il grosso incendio di ieri nella zona del cimitero ha messo ancora una volta alla luce come il lavoro dei vigili del fuoco è encomiabile. Senza prevenzione e senza un piano serio di messa in sicurezza del territorio, purtroppo staremo sempre qui a parlare delle solite problematiche. Noi come organizzazione sindacale più volte abbiamo segnalato che c'è una seria difficoltà qualora ci dovessero essere microemergenze da poter intervenire in maniera celere. Oggi gli incendi, domani i nubifragi, un territorio molto fragile, quello siciliano, soprattutto quello catanese. Noi come organizzazione sindacale saremo sempre sul pezzo per la tutela e la salvaguardia sia della popolazione che dei vigili del fuoco stessi, ribadendo che vogliamo un contratto serio che preveda una tutela sanitaria completa e che rispetti i vigili del fuoco. Ripeto, quello che è accaduto ieri sicuramente è stato anche per mano umana, anzi sicuramente per mano umana, però la prevenzione deve essere di fondamentale importanza per evitare il propagarsi di fenomeni simili. Vi proponiamo ora una sintesi dei gol relativi al campionato di Serie D Girone I delle partite di domenica scorsa, la quarta giornata di campionato e servizio di Wii Sport. 25 gol Massimo Bottino fin qui messo a segno nelle prime 4 giornate di campionato che confermano l'ottimo momento di forma della Scafatese in vetta alla classifica. Cannarini che violano il generale Gaeta di Enna ribaltando l'iniziale vantaggio giallo-verde ad opera di Luscia, decisivo l'1-2 mortifero di Neglia e Foggia, quest'ultimo glaciale dagli 11 metri con un docile cucchiaio. Dura un tempo la sfida tra Siracusa e Città di Sant'Agata, gli azzurri chiudono anzitempo il conto con le reti nei primi 45 di gioco di Convitto, Acquadro e Maggio, più sofferta la vittoria della Regina che piega di misura il Ragusa grazie alla rete di Rajkovic. Scorpacciata di gol tra Vibonese e Pompei, botta e risposta con i calabresi avanti 2 volte con Giunta e Terranova, ripresi altrettante volte dall'11 napoletano con l'autorete di Capone e la rete di Piazza. Decisivo l'allungo rosso-blu che porta a 4 le marcature con Alagna e Squillace, risulta vano il gol di Rizzo che fissa il risultato sul 4-3. Al quarto posto in solitaria si attesta il Paternò che batte il Locri davanti al proprio pubblico, calabresi in vantaggio al quarto d'ora con la rete dell'ex Saverino, rossazzurri che mantengono l'imbattibilità e portano a casa il match con le reti di Guida e Ritucci. 1-1 tra Sambiase e Nissa, ancora a secco di vittoria. La rete di Samaché illude i biancoscudati che vengono rimontati nel secondo tempo dalla rete su calcio di rigore di Zerbo. Seconda vittoria esterna per la nuova Ege Virtus che si impone per 2-0 in casa della Cireale. Decisive ai fini della vittoria giallorossa le reti di Aperi e Trombino. Prima vittoria in campionato per l'Acragas che saluta l'ultima posizione in classifica vincendo la delicatissima sfida contro la San Cataldese. Basta e avanza la rete di Palazzolo per festeggiare il ritorno alla guida del gigante da parte di Pino Rigoli. Successo di capitale importanza anche per il Licata che vince il derby contro il Castrum Favara. Giallo-blu avanti con Maimone, pareggio momentaneo ad opera di Avanzato. Rete risolutiva di Furina che risolve un mischione furibondo in area di rigore. Appuntamento per la Goal Collection del massimo campionato dilettantistico a lunedì prossimo. Sentiamo ora il commento sui campionati di prima e seconda categoria, Bena Latena e gli under 17 e 15. Ce ne parla il collega Carmelo Lentini. È iniziato il campionato di prima categoria che vede le 2 sole agrigentine presenti, inseriti nei gironi A e B. Nel girone A è presente Ribera, che ha debuttato in casa con il Città di Cinisi e ha pareggiato con il risultato di 1-1. Nel girone B iniziava invece l'Empedoclina, superata con il minimo scarto 0-1 sul campo del Collesano, squadra tonica che ha saputo lottare dopo una gara molto sofferta. È iniziata anche la stagione in seconda categoria, dove nel girone A sono raggruppate tutte le squadre agrigentine. Si è disputata la prima giornata, che ha registrato 2 vittorie ed un pari.
Si tratta dell'Alessandria Rocca che ha pareggiato tra le mura amiche contro il Castellammare per 2-2 con doppietta di Lorenzo Caldara, mentre il River Platani ha superato il Forte Calatapimi con il minimo risultato di 1-0 con realizzazione di Davide Arcuri con un colpo di testa. Impresa esterna invece per il Cianciana che ha violato il rettangolo di gioco del Don Bosco Partinico con un secco 4-1 con doppiette di Bongiovi e Guida. Inizia ancora nel migliore dei modi il cammino delle due formazioni dell'Atena impegnate nei massimi campionati regionali elite. Vittoria in trasferta per l'Under 17 guidata dai tecnici Musumeci e Bambino che batte l'Accademia Bagheria per 1-0 grazie alla rete di Olifemo. Gli agrigentini conquistano meritatamente 3 punti importanti al termine di una gara ben condotta fin dai primi minuti di gioco. Esordio vigente anche per l'Under 15 del tecnico Burciere che batte in casa la Panormus con un risultato di 2-0 con le reti di Alaimo e Principato. Gara equilibrata e combattuta, ben giocata da entrambe le squadre che hanno dato vita ad una partita vibrante ed emozionante, decisa dai padroni di casa nella seconda frazione di gara. Per gli agrigentini una vittoria voluta e meritata al cospetto di un'ottima formazione tra le più accreditate del girone. E questo è tutto per l'appuntamento di oggi di TVA Notizie. Vi ricordiamo che i programmi TVA si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, sulle smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15, alle 20 e replica la mattina alle 9. Inoltre potete visionare i nostri servizi pubblicati sul sito di Televideo Agrigento sul canale YouTube. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.